Siamo al Garda Cinema Film Festival con Giovanni Esposito, che questa sera riceverà il premio Scintilla per Nero, il suo esordio alla regia. Innanzitutto complimenti. Grazie. Partirei proprio da qui. Che significato ha per te ricevere questo riconoscimento per un film così personale in una cornice del genere? Guarda, è un momento meraviglioso, soprattutto perché è legato a questo film a cui ovviamente voi di Hotcorn lo sapete perché siete stati una delle prime interviste sul film e ci tenevo un sacco perché vi seguo sempre tantissimo e mi piace moltissimo tutti i contenuti che fate e che create. Quindi per me è un momento bello perché quando poi si fa vedere il film e ricevi un riconoscimento per questo film in particolare, che è il primo ma è molto sentito, io sono proprio felice. Quando lo ricevi da un gruppo di persone che stimi tantissimo perché si occupano di cinema e credono tanto nel cinema, soprattutto nel cinema tra virgolette giovani o di esordienti, ancora di più in un posto come questo proprio, cioè, non posso dire niente, cioè, è proprio il massimo, quindi sono troppo felice, non so se si vede. Il tema di questa edizione è cercando la felicità. Se dovessi rispondere oggi a questa domanda, dove diresti che si nasconde la felicità per te? Per me la felicità si nasconde nei rapporti con gli altri esseri umani e esseri viventi in generale e si nasconde negli sguardi e nel guardare realmente quello che ci succede accanto e le persone che ci girano accanto e che molte volte le vediamo soltanto così di sfuggita, ma non guardiamo realmente quello che stanno vivendo, che sia felicità o che sia un momento difficile. Per cui per me la felicità si nasconde in questi rapporti, nel cercare il rapporto con le altre persone. Che bello, nell'altro, Sì. Bellissimo. Molti spettatori ti associano alla commedia, mentre Nero sceglie territori molto più cupi, drammatici. Da dove nasce il desiderio di raccontare proprio questa storia? Ma nasce da un'esigenza che avevo io e che poi ho trasmesso a Francesco Prisco, che è uno degli altri autori, e così come Valentina Farinaccio, sempre un'altra sceneggiatrice, di mettere accendere una luce sull'importanza del sacrificio anche piccolo, anche inconsapevole certe volte, ma che poi da una scintilla che può diventare un qualcosa che cambia le sorti del mondo in qualche modo, no? Un mondo tutto storto lo può rimettere, tanti piccoli sacrifici lo possono bilanciare di nuovo, quindi nasce da questa esigenza e quindi poi siamo andati ad esplorare questo territorio di un uomo così, un povero Cristo come lo chiamiamo noi, a cui gli vengono tolti i sensi a uno e questo sacrificio porterà a guardare il mondo diversamente. Dopo tanti anni da attori, cosa ti ha spinto a metterti dietro la macchina da presa? C'è stato un momento preciso in cui hai capito che volevi raccontare una storia anche da regista? No, diciamo che quando la scrivi e la pensi, la partorisci, vorresti che quella storia non andasse da un'altra parte, per cui sei disposto a lottare contro chiunque perché venga raccontato il tuo punto di vista e questo ti spinge a metterti in gioco e a farlo tu personalmente, perché con tutta la fatica che si fa per fare un film piccolo, insomma non ci avresti proprio la fantasia di metterti dietro la macchina da presa facendo l'attore, però alla fine lo fai perché vuoi che quel film vada in quella direzione. Poi diciamo un ruolo come questo qua che ho interpretato non me l'avrebbe dato nessun altro regista, probabilmente, se non io. No, adesso forse qualcuno in più me lo darebbe, ma non so se i produttori, i distributori me lo darebbero, però va bene così. Cioè praticamente è un curriculum che ti sei fatto da solo. Sto facendo il curriculum. Stai facendo il curriculum da solo. Hai costruito gran parte della tua carriera appunto facendo ridere il pubblico. Pensi che la commedia e il dramma siano davvero così lontani oppure che raccontino entrambi poi alla fine le stesse fragilità degli esseri umani? No, sono assolutamente contigue, sono mischiate, sono l'uno e l'altro e infatti nel film ci stanno dei momenti di alleggerimento che sono voluti, ma tanti altri anche un po' involontari oppure che abbiamo trovato man mano, li abbiamo dovuto sottrarre perché rischiavano di portare in un'altra direzione, ma io penso che il dramma e la commedia vadano proprio a braccetto e possano convivere, come ci insegna la nostra commedia all'italiana, quella vera, convivere e portare la storia avanti molto meglio, perché
se ti rilassi dietro il velo di una commedia e poi ti arrivano dei buffetti per farti risvegliare un attimo, li senti ancora di più. È vero. Un po' come la vita, no? Sì. Guardando il percorso, ti faccio quest'ultima domanda, guardando il percorso che ti ha portato fin qui, dal teatro ai set, dalla comicità alla regia, c'è una scelta che oggi riconosci come decisiva per diventare l'artista che sei? Guarda, non ti so dire se c'è una scelta, perché poi questo lavoro è fatto di tante piccole scelte, anche di rinunce, no? E quello ti può permettere di andare avanti in una direzione, ma ti può anche trattenere verso un'altra direzione o farti restare immobile. Per cui io credo che sia proprio una somma di scelte, ma anche di fortune, di opportunità venute un po' per caso. E se la fortuna la vedi e la vuoi invitare a un cocktail e lei viene, diciamo, viene ben venga e succedono delle cose, quindi anche quella è una scelta, guardarsi intorno e vedere che arriva qualcosa. Grazie. Grazie a te, grazie a voi, grazie Hotcorn.